Euroregioni News. Riparte il Tiare Chef Lab. Ripartono per il terzo anno i corsi di cucina professional friendly ospitati dal Tiare Chef Lab, attrezzatissimo laboratorio a vista lungo la promenade del Tiare Shopping di Villesse, unico centro commerciale ad avere lanciato questo format messo a punto da Fabrizio Nonis insieme a Veronica De Filippis sotto il titolo Cosa bolle in pentola. In questo laboratorio i partecipanti sono comuni mortali, appassionati o curiosi di cucina e desiderosi di mettere le mani in pasta, di mettersi in gioco con pentole e fornelli, facendosi guidare da chef professionali per poi concludere i percorsi con delle masterclass tenute da maestri della cucina di livello internazionale. I corsi tra novembre 2019 e gennaio 2020 sono 4, dedicati al pane, al pesce, alla pasticceria e alle tradizioni della tavola. Tutti sono assistiti da chef e ciascuno si conclude con masterclass che saranno tenute da Simone Padoan per il pane, Hirohiko Shoda per il pesce, Ernest Knam per la pasticceria e da Giorgione per le tradizioni della tavola. La presenza di nomi importanti della cucina già basterebbe, ma Tiare Chef Lab ha un ulteriore valore aggiunto, dando la possibilità di venire scelti per partecipare al challenge televisivo Cuciniamo con il Becker, curato da Fabrizio Nonis e Veronica De Filippis. Proprio a loro abbiamo chiesto le novità di quest'anno. Ma le novità sono che abbiamo combinato così la possibilità di poter accedere a questi corsi attraverso dei grandi professionisti che sono settorizzati, quindi si parte dalla panificazione, il pesce, poi abbiamo la pasticceria, abbiamo il territorio, e a tenere questi 3 appuntamenti ci sono dei professionisti che daranno la loro conoscenza a coloro che magari non sono professionisti di settore, perché in effetti sono così dei corsi rivolti sia a gente che non ha conoscenza o non esercita il lavoro di gastronomia o di ristorazione, però aperto anche a quest'ultimi, perché c'è sempre da imparare, visto il livello alto dei docenti. E poi il premio finale ci sarà una masterclass a coronamento di tutto con dei grandi personaggi del calibro di Giorgione, del calibro di Hiro, del calibro di Knam, del calibro anche di Simone Padoan. Il tutto per dare continuità a questa situazione esclusiva, dove chi viene mette le mani veramente in pasta, cioè non è che viene qua, assiste al corso, prende appunti. Qui si cucina, qui si taglia, qui si delisca, qui si fanno veramente le cose di livello, perché quindi esci da ogni lezione che hai proprio svolto nel campo di battaglia, quindi nel caso nostro nella cucina di Tiare Chef Lab hai svolto un lavoro e torni a casa quindi con maestria. Ecco, tutto questo ha un suo aspetto anche televisivo, perché non si svolge qui si svolge il masterclass, il corso, qui siamo in un ambiente molto attrezzato, tra l'altro che vediamo qui alle spalle, Veronica, però non tutti finiscono in televisione, questo viene dato quell'obiettivo, però dopo finire in televisione diventa una cosa un po' più, non dico selettiva? Beh certo, diventa selettiva anche perché insomma abbiamo in programma una decina di puntate, quindi ovviamente 10 potranno essere i protagonisti di queste puntate. Chi realizzerà la ricetta migliore, chi sarà in grado di gestire anche l'aspetto televisivo di tutto questo, per cui insomma adesso le persone non sono ancora decise. Abbiamo già unito questi nostri 2 brand che sono Cuciniamo con il Becker per 10 puntate che abbiamo fatto lo scorso anno, che devo dire che sono piaciute molto, hanno avuto un buon riscontro sul territorio, ci siamo divertiti, abbiamo affrontato delle tematiche anche abbastanza semplici, certo. Abbiamo parlato di ricette regionali, però abbiamo utilizzato materie prime locali, quindi abbiamo valorizzato il territorio e ci auguriamo di farlo anche quest'anno, ci auguriamo che piaccia anche quest'anno e insomma siamo qua, pronti a partire. Beh, di certo c'è un fatto, che comunque nelle prossime puntate vedrete che il Becker sarà sempre un po' più defilato, perché la De Filippi lo sta spingendo un po' fuori, no? Quindi scherzo, però... No, stiamo scherzando, esatto, dillo. Il bello è proprio questo, cioè rendere protagonista chi viene a fare i corsi. Ovviamente noi con occhio attento, senza aver pregiudizi, vedremo, poi selezioneremo ovviamente, ma per esigenze anche numeriche, quindi non c'è nessun tipo di pregiudizio. Da questo trend, da questo modo di presentare la cucina e di questa cucina che è diventata protagonista essa stessa, gli italiani hanno imparato qualcosa, hanno imparato a mangiare meglio?
Beh, qua magari inizio a rispondere io che ho un po' di più esperienza televisiva, se permetti. Allora, devo dire una cosa, la televisione ha cambiato molto nell'approccio degli italiani verso il food, adesso forse anche troppo, perché adesso tutti sono diventati dei grandi esperti, forse fin troppo. Questo ha fatto sì che la cucina diventasse qualcosa di popolare. Io vengo da trasmissioni come anche La Prova del Cuoco, dove veramente c'è una cucina popolare, e l'intento, lo scopo di Cuciniamo con Il Beccare è proprio quello, di restare sul territorio, dare la possibilità a chi è del territorio di esprimere anche la propria maestria nella sua semplicità, perché la cucina comunque è semplicità. Ecco che quindi usciamo dagli stereotipi stellati o ipergalattici, cucina semplice, creativa, non banale, però Veronica dando, se non sbaglio, la possibilità a tutti, perché questo è un panorama che noi diamo a tutti, no? Sì, perché è un taglio molto semplice quello che diamo, comunque io penso che comunque porti informazione. No? È ovvio che la trasmissione televisiva ha i suoi ritmi, i suoi tempi, per cui è costruita e non corrisponde sempre alla realtà, però sicuramente c'è sempre una parte di informazione che veicola, e questo secondo me ha fatto bene negli ultimi anni. Ovviamente non bisogna eccedere, però sicuramente è importante. Fra l'altro nei nostri corsi, nelle nostre trasmissioni noi sottolineiamo un fatto: quello che vedete è veramente costruito in maniera naturale e semplice, e soprattutto noi predichiamo molto il no waste, cioè il non spreco. Non vogliamo dire non usate più la plastica perché è irrealistico. Limitiamo l'uso della plastica, esatto, sì. Ma limitiamo anche l'uso dello spreco del cibo in cucina, che vuol dire magari cucinare meno, ma mangiare tutto quello che si cucina. Con più intelligenza. Con più intelligenza, esatto, tutto lì. E questo è uno dei messaggi che va oltre il fatto stesso di presentare la preparazione di un cibo o un alimento. Beh, in effetti anche ad esempio questo corso sul territorio, il territorio Friuli, Venezia Giulia ricorda molto come da necessità si è fatto virtù in cucina. Ecco che allora si prendono degli chef del territorio che spiegano cosa vuol dire l'evoluzione di ricette che magari erano povere un tempo, ma che guardavano al non spreco per necessità, in una chiave moderna. Quindi è uno forse dei corsi anche più interessanti, perché non è che è vero che non si è mai profeti in patria, però in questo caso gli chef che faranno le docenze e Giorgione che è il master class portano un messaggio ben preciso: la cucina delle tradizioni, del non spreco, della storia, però in chiave moderna, giusto? Certo. Il TR Shopping di Villesse ha creduto in un format dove in cucina si entra veramente per imparare e sperimentare in modo semplice, popolare, familiare, ma non banale, come ci tiene a dire Fabrizio Nonis. Un format innovativo per un centro commerciale che ha portato il TR Shopping ad essere finalista in un concorso internazionale. Giuliana Boiano, direttrice del TR Shopping. Sì, noi siamo finalisti al MAPIC, che è una grande fiera internazionale del retail, e partecipiamo con questo format, il TR Chef Lab, nella categoria Best Concept Food and Beverage, ed è una cosa meravigliosa che è successa in questa struttura, intanto perché è un format assolutamente innovativo, non nasce per essere un format retail ma per dare un'esperienza ai clienti, quindi noi siamo veramente felicissimi di aver scalato le vette di questo ranking internazionale, di presentarci da Villesse, che voglio dire è un posto, diciamo, a livello internazionale magari sconosciuto, ma con questa eccellenza del territorio, perché è un format del territorio questo qui. Parla delle tradizioni del Friuli, quindi non solo della gastronomia ma del vino, del cibo, che sono le vostre eccellenze. Euroregione News.